Ore 13:30. Questo è il risultato di 800 kg di dinamite sulla frana della Busa del Cristo sul Boite a Perarolo di Cadore. Un intervento che si è reso indispensabile per mettere in sicurezza non solo il costone, ma l'intero abitato che dal 2000 vive sotto scacco. È un po' tanto, però purtroppo è una frana che ha dato problemi anche agli scienziati e ci hanno studiato parecchio e finalmente siamo arrivati a una decisione. Questo è uno dei classici esempi appunto che ai lati dei corsi d'acqua il materiale quando c'è la piena viene eroso e quindi scendono le frane verso i corsi d'acqua e questo ne è un esempio. Ovviamente qui siamo in una situazione particolare perché abbiamo un centro abitato, abbiamo la confluenza fra due importanti corsi d'acqua che sono il Piave e il Boite e soprattutto quando si creano queste frane che vanno a ostruire temporaneamente il corso d'acqua si possono generare quelli che tecnicamente vengono definiti fenomeni impulsivi e che sono delle onde di piena che poi si trasmettono a valle e possono creare problemi a valle. Un intervento preparato fin nei minimi particolari sia dagli esperti geologi dell'Università di Padova che di Firenze e messo in pratica dal trevigiano Danilo Coppe, per tutti Mister Dinamite, considerando il suo curriculum che vanta tra gli altri il brillamento della frana di Schiuccaz sull'Alpago e quello passato alla storia del Ponte Morandi di Genova. Un'esplosione aspettata in particolare dal sindaco di Perarolo. Non vedevamo l'ora che arrivasse questo momento, è un sollievo penso un po' per tutti, in primis per la gente che ci vive e poi anche per lo stress che l'amministrazione ormai da 3 anni sta subendo. Da oggi quindi le 5 famiglie sfollate potranno tornare a casa, mentre lungo il Boite continueranno i lavori per mettere in sicurezza tutto il costone. Tutta una serie di interventi finanziati con i fondi VAIA, di sistemazione e consolidamento dell'argine destro del Boite, quindi a protezione dell'abitato, sistemazione del piede della frana, consolidamento del corpo della frana attraverso una serie di drenaggi superficiali e non, e anche con un sistema di consolidamento fatto attraverso dei tiranti.